Quasi tutto pronto per la quarta corsa, 5-6 anni che non vincano 15.000 euro in carriera. Sono i cavalli di origine straniera ad essere i favoriti. Billy Ferrobier, Okidoki Bier e Under a Spell. Autostart in movimento. All'1 Eli VL, Adrian Gioni, 2 Billy Ferrobier e Alessandro Gocciadoro, 3 Fleur ST, Lorenzo Talpo, 4 Okidoki BR, Pietro Gubellini, 5 Under a Spell, Roberto Vecchione, 6 Flaura, Mario Greco. In seconda fila, 7 Formidabile Caff, Giuseppe De Filippi, sotto Eroscad, Maria Laura Lonano, 9 Falco Trio, VP dell'Annunziata, 10 Eiolo, Vittorio Viti. Si ritrae dal 6 Flaura, macchina che prende velocità. E sono partiti. Okidoki BR e Under a Spell subito alle prese, partenza volante da parte di Under a Spell che imbocca la prima curva al comando, nella sua scia Okidoki BR, poi Fleur ST, ancora Eli VL, poi Eroscad, mentre viaggia di fuori Billy Ferrobier che non ha preso un super lancio. 14,1 i primi 200 di corsa da parte di Under a Spell, anche il quale Roberto Vecchione ha preso gran lancio Numero sbagliato. 2 Billy Ferrobier, squalificato. 400 iniziali in 29, con al comando Under a Spell nei confronti di Okidoki, poi Fleur ST, quindi Eli VL, Erosgad, ancora Falco Trio, mentre il controfavorito Billy Ferrobier è finito a tabellone. Sotto le tribune ha rallentato decisamente il ritmo Roberto Vecchione in Salchiad Under a Spell, tanto che muove Falco Trio, seguito da Formidabile Caff, 800 metri in 59,5, Okidoki BR che non anticipa e così rimane in scia al battistrada Under a Spell, chilometro in 1,15,7 per Under a Spell, e ora Roberto Vecchione può tenersi a destra Falco Trio che non lo impegna troppo. Okidoki così avrà la sola opzione open stretch quando siamo a 400 al palo, 1,14, 1,32, 14,5 di là. Under a Spell che tira indietro più possibile, Okidoki sempre nella sua scia, poi Falco Trio e Fleur ST quando siamo all'ingresso dell'addirittura arrivo, tutto ridotto a una volata di 150 metri tra Under a Spell e Okidoki BR che prova a spostare, riaccelera Under a Spell, ci prova Okidoki, Under a Spell in vantaggio, Okidoki che recupera, si difende Under a Spell, Okidoki che insiste, Okidoki BR in 150 metri brucia Under a Spell, poi Fleur ST e Falco Trio. In 150 metri Okidoki BR si ingamba e pizzica sul palo. Under a Spell aveva fatto tutto per bene Roberto Vecchione, ma Pietro Gubellini aveva in mano un soggetto decisamente scattante. La femmina da Wellingboko si ingamba in un amen, brucia l'avversario. Al terzo posto finisce Fleur ST, 4-5-3 in numeri, l'arrivo della quarta.